In questo video vi vorrei parlare della tachicardia ventricolare. Si tratta di un tipo di aritmie che deve essere indagato per bene e studiato per i motivi che vedremo di seguito. Quindi, ricapitolando, le tachicardie ventricolari sono un gruppo di aritmie che origina dalla parte bassa del cuore, i ventricoli. Si dividono in forme monomorfe o polimorfe, sostenute o non sostenute. Possono essere presenti sia in dei cuori sani, cioè esenti da cardiopatia strutturale, ma la maggior parte delle volte è presente un'alterazione alla base del cuore. I sintomi principali sono il cardiopalmo, la palpitazione, l'affaticamento eccessivo fino ad arrivare allo svenimento o all'arresto cardiaco. Il trattamento prevede in emergenza l'utilizzo della cardioversione elettrica o defibrillazione e dell'utilizzo di farmaci per via endovenosa. Una volta stabilizzato il quadro, si valuta l'utilizzo di antiaritmici, farmaci per bocca, come l'impianto del defibrillatore o l'utilizzo dell'ablazione transcatetere.